Al comunale di Leonforte si affrontano Leonfortese e Don Carlo Misilmeri, turno numero 24 del campionato di eccellenza Girone A. Le formazioni guidate rispettivamente da Sebbi Catania e Salvatore Aronica danno vita ad una partita molto importante. Si comincia subito con questo calcio d'angolo calciato direttamente verso la porta di Marino, che è bravo a sventare prima che la palla varchi la linea di porta. Veniamo però al minuto numero 6 con Lucera che attacca dalla sinistra, converge, trova lo spazio per calciare, va con il tiragiro che batte il portiere e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Gol numero 8 in campionato per il folletto palermitano, che sblocca dunque la partita. Passano un paio di minuti, Manfre lavora una bella palla al limite, poi serve la corsa di Concialdi che va a puntare, serie di finte, Concialdi arriva sul fondo, mette in mezzo ancora per Vincenzo Manfre, e il 2-0 è servito. 8 minuti, Don Carlo Misilmeri dominante, l'esultanza del centravanti che trova il raddoppio. C'è solo una squadra in campo in questa fase della partita, qui Concialdi arma la corsa di Fricano che mette al centro del pallone, il tacco alla Hernan Crespo da parte di Mendola che varca di poco la linea di fondocampo. Prova a reagire la Leonfortese con questa conclusione di Lentini che si perde sopra la traversa, ma è ancora la squadra di Catania che cerca di costruire qualcosa. Qui tentativo dal nulla all'improvviso con la palla che varca abbondantemente la linea di fondo, poi calcio di punizione al 27esimo da distanza da guardia, per la conclusione però molto precisa. È costretto Simone Marino a mettere la palla in calcio d'angolo. Veniamo poi al 35esimo con questa azione in area della Leonfortese con Caputa che cerca di liberarsi, la palla che torna indietro, conclusione, c'è la deviazione, palla che arriva a Lentini che segna, ma c'era stata una deviazione di Girgenti che ha mandato in fuorigioco il suo compagno. Momento favorevole alla squadra in maglia verde che qui attacca sulla fascia destra, c'è questo cross respinto da D'Angelo, poi la palla carambola sul braccio di Lucera, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Caputa che conta i passi, spiazza Marino, riduce le distanze per la Leonfortese che dunque torna in partita, ma lo fa soltanto per un paio di minuti perché c'è un contropiede letale della Don Carlo Misilmeri con il solito Lucera che vede la corsa di Mendola, bravo poi nel passaggio Mendola, vede lo spiraglio tra il primo palo e Callejo lo batte con la rete del 3-1, torna al gol l'ex centrocampista del Palermo che realizza la rete dell'1-3. Veniamo con le immagini al secondo tempo con la Leonfortese che cerca di attaccare per ridurre nuovamente il gap, azione insistita da calcio di punizione, la palla che si alza a campanile, poi c'è questo colpo di testa, Marino non vuole rischiare, la mette in calcio d'angolo, poi attacca dall'altra parte la Don Carlo con questa discesa sulla destra, la palla messa in mezzo, serie di batti ribatti, poi Concialdi si libera, mette in mezzo dal fondo col destro, la palla rimane lì, poi c'è questa conclusione respinta sulla linea, occasionissima per il poker della Don Carlo che poi riesce finalmente a monetizzare i suoi sforzi. Gran palla per Vincenzo Manfre che scucchiaia sull'uscita di Callejo, 4-1, altra doppietta per il Caprone, per il numero 7 della Don Carlo Misilmeri che cala il poker a metà della ripresa e di fatto mette in ghiaccio la partita. Si aprono varchi enormi per la Don Carlo, qui l'esterno di Manfre per Sino che incrocia col destro, appena entrato in campo il classe 2004 che non trova però la porta. A un quarto d'ora dalla fine c'è un'altra discesa dell'ex giocatore del Resuttana San Lorenzo che riesce a librarsi del pallone, viene steso da un avversario, palla africano che calcia col sinistro, Callejo si distende alla sua destra e respinge, poi torna a farsi vedere la Leonfortese con questa palla per il sinistro di Lentini sopra la traversa, ma occhio a quello che stiamo per vedere, minuto 91, palla per Sino, Matera gli chiama il pallone, il controllo col petto, la rovesciata meravigliosa di Federico Matera e tutto il pubblico del comunale di Leonforte si alza ad applaudire. Qui rivediamo al rallenti il meraviglioso gesto tecnico del centravanti della Don Carlo che porta il risultato sul 5-1 nel finale. La squadra di Aronica cerca addirittura di arrotondare ulteriormente il punteggio, però Sino calcia addosso a Callejo in quella che di fatto è l'ultima emozione del match. Il signor Milone di Barcellona Pozzo di Gotto emette i 3 fischi, pone fine alla partita, continua a vincere in maniera convincente la Don Carlo che si sblocca nuovamente anche lontano dalle mura amiche. Brutta battuta d'arresto per la Leonfortese. Da Sportisid è tutto, alla prossima.